Siamo con Attilio Carlesso, presidente della Cantina di Soave. Ecco, il Veneto è un'eccellenza nel panorama nazionale dal punto di vista vitivinicolo, ma qual è la sua impressione sul Vinitaly 2014? Beh, è un'impressione sicuramente positiva, ma dobbiamo stare attenti perché questo è un fenomeno non solo agricolo, non solo economico, ma è un fenomeno sociale che abbraccia un po' tutto il mondo del mercato vitivinicolo. Quindi, poiché veniamo da un trend positivo da alcuni anni, non dobbiamo farci prendere dal grande entusiasmo, perché tutti i trend di tutti i fenomeni economici prima o dopo si stabilizzano e allora dipende dalla nostra bravura mantenerne i requisiti positivi o comunque mantenere quello che abbiamo acquisito. L'alternativa, come tutti i fenomeni, se diventa moda, è destinato a implodere. E qual è la sua impressione sul Vinitaly di quest'anno? Ma il Vinitaly di quest'anno è una vetrina che esprime il sentimento del fenomeno del momento, quindi è una vetrina bellissima. Abbiamo visto un sacco di gente e un sacco di operatori interessati, ma sono operatori che soprattutto nella parte terminale esprimeranno la loro capacità di acquisto o di vendita, perché in questo momento il Vinitaly è soltanto un momento di incontro. Mercato 2014 del vostro vino, come stanno andando le vendite? Beh, le nostre vendite sono andate, noi andiamo a cavallo dell'esercizio, no? Perché cominciamo l'esercizio con la vendemmia e la chiudiamo al termine o all'inizio della vendemmia successiva. Diciamo che il 13-14 è stato un anno per noi eccezionale sotto tutti i profili, sia come quantità di vino venduto e sia come prezzo. Il 2014, se si guarda a livello nazionale, è un 14 che un pochino, ecco, che riflette il pensiero di prima, va governato, perché l'anno scorso la vendemmia è stata abbastanza abbondante in tutto il mondo, in tutta Europa e anche in Italia, quindi poiché qualsiasi prodotto esprime un prezzo che è il frutto di domanda e offerta, nel momento in cui l'offerta comincia ad essere importante incide negativamente sul prezzo. Noi ci auguriamo di avere un 2014 come il 2013, largamente positivo.